Signori e signori, benvenuti una volta alla riunione, questo sabato 15 alle ore 17:30 della corrente partita inserita appunto in questa giornata del campionato di volley maschile senior le due formazioni che andranno in compassi questa sera, cioè la formazione dei locali di volley Veneto Cavaglione e Cazzaro stanno completando l'ultima operazione di riscaldamento pre-gara. A tale scopo abbiamo all'inizio degli organici la consiglio di iniziare con Cazzaro che schiera con il numero 1 Valerio Caro, con il numero 2 Gabriele Tomasolo, con il numero 3 Marco Scabelli, con il numero 4 Angelo Pavlocini, con il numero 5 Alessandro Mira, con il numero 6 Nicola Stanzini, con il numero 7 Leonardo Dossena, con il numero 8 Davide Pellettone, con il numero 9 Andrea Buini, con il numero 10 Andrea Lombardi, con il numero 11 Enrico Statuto e con il numero 12 Michele Silvi, il capitano del numero 4 Valocini e il primo Andrea Buini. Il primo allenatore è il signor Giorgio Guardi. Per quanto riguarda il Cavaglione, il numero 1 Tito Fraiascolo, con il numero 2 Nicola Pallarini, con il numero 3 Matteo Serponi, con il numero 5 Nicola Carlino, con il numero 6 Filippo Martini, con il numero 7 Andrea Pinto, con il numero 8 Michele Manzati, con il numero 9 Cristian Agostini, con il numero 11 Michele Viola, con il numero 15 il capitano Davide Montristi, con il numero 16 Silvio Squarcioni e con il numero 18 Riccardo Sorbina, che è il libero della formazione di casa del primo allenatore, signora Caterina Fide, e secondo allenatore, signor Federico De Pari. A più grandi del pubblico per la presentazione della giornata dell'incontro. Benvenuti al Fala.
Un applauso benvenuto anche ai direttori di gara, primo arbitro Jessica Lamparin di Como, secondo arbitro Rocco Grande Sinatori di Milano. Benvenuti. Iniziamo dal team volley Cazzato, ispira dall'inizio con il numero 1 Valerio Riccardi, con il numero 3 Marco Scavelli, con il numero 4 il capitano Angelo Palloncini, con il numero 7 Leonardo Mussina, con il numero 9 Andrea Polini, il libro, scusate, dopo la fine del libro, scusate, me l'hanno assistito qui, ma poi Andrea Leonardi con il numero 10 e con il numero 11 Enrico Statuto, finalmente il libero con il numero 9 Andrea Polini, compie presentazione. Il tecnico, mi ricordo, è Giorgio Maldi. E ora ragazzato della formazione di casa di Monte Veneto, Camerone e Sierra dall'inizio con il numero 1 Andrea Spagnolo, con il numero 2 adesso il gruppo del Nicola Allegri, con il numero 3 Mattia Ciucchi. Arriviamo al numero 6, secondo allenatore, siamo spiegati cose facili, benvenuti. Inizia l'incontro del turno in battuta, Cavaglione con Pietro Squazzoni.
De Agustín y servicio. Al servizio con il numero 4 Angelo Mancini. La inclusione di spagnolo 3-2. Al servizio Mattia Cervogli. Lombardi, 7-3.
Satu lawan Spagnuolo. Al servizio Lombardi. Ritorno delle Marini, 41, 6-10. Servizio obiettivo con le 1-3 Scavelli. Di cui si arrivano tutti 8-11 del turno di battuta dietro Spazzoni.
vengono richiesto dalla macchina di adrenalina per guardare come Maglione. Vi ricordo la giornata di questo campionato l'ottava, volley maschile semi-nazionali, girone C, che vede come altre partite Trentino Duel Caselle alle ore 20, Maglia Stretto, Lagare Stretto all'interno del Trentino alle ore 21, Mantova Varsovio alle ore 17 iniziata la partita, Crema Lucina alle ore 21 e l'ultima partita in questa volta giornata unicamente contro di Brescia che si svolgerà alle ore 20. Il fischio delle ragazzi che hanno il comando si convince di a noi in favore di Cazzaro al servizio possibile. Alla battuta Cristina De Agostini. Punto per Cazzaro 14-10. A servizio Nicola Ballarini. Lombardi ferma il numero una base di tecnica 15-15 a servizio Riccardi. A servizio Mattia Ciampoli. Fuori servizio Ciampoli di Agrupata 16-12. Alla battuta per Cazzaro con il numero 11 Sacuto.
Il turno per Spagnuolo. Lombardi al servizio.
Il primo che ha contato il numero 2, Nicola Paolo Paganelli. Riprende il gioco dopo qualificarsi al servizio. Il titolo del 17. Il turno di William Mazzucca via 100 fogli. Al servizio statuto 24-18. Spagnolo.
Riprende il punto però Spagnuolo. Sulla giunta la squadra ospite di Marziale che viene 5 minuti dopo procedere da cambio di mano dalla seconda. Si va a iniziare il secondo set con il gruppo protagonista Cazzaro, il numero 3 per la formazione ospite Marco Scavelli.
Il turno per Pietro Squazzoni. Al servizio Cristian De Mostini. Mario Cini al servizio. Nicola Ballarini alla battuta. Riccardi 5-4.
Secondo fattore di gioco. Al servizio per pallavolo Cavallone Mattia Cerfogli. Richiesta di formazione in campo da parte di Angelo Valentini, che è il capitano della formazione ospite. Lo scambio lunghissimo precedente. Dalla panchina di Adriano Fin per la formazione di casa. Dipende dal gioco statuto.
25. Con la posizione del Spagnuolo cambio la fila di pallavolo campione esce con Nicola Mandarini ed entra con il numero 5 Nicola Carlino. Spagnuolo al servizio. Lombardi Valorosini 16-6. Il premio del primo provato di cui era cantato 17-6. Nella sua posizione di casa di fuori dentro per il mondo
dopo un lungo periodo di sterilità in attacco. Quindi avanti 7-17. E Scapelli che spedisce il primo tempo in rete 8-17. Ed esce il numero 40 Scapelli. Il nuovo attacco subito al servizio. Con il numero 16 Pietro Squazzoni. Cambio che deve scegliere il nuovo Cavallone che guarda in campo con il numero 8 per una situazione di casa Michele Mazzati ed esce con il numero 3 Mattia Cercogli. Nuovo cambio per movimento Cavallone, esce Pietro Squazzoni con il numero 16 e con il numero 11 tra Michele e Iola. Dossegna. Cambio per Cavallone, entra con il numero 15 il capitano Davide Borresi, esce con il numero 1 spagnolo. Cristian Andrea Postini. Di Valentini, ora è il primo per il Cavallone.
il numero 3 Scavelli ed esce con il numero 2 Tomazzoni. Riccardi sul tuo auto avversario. 12-22 avanzati alla battuta. Al servizio sbattuto. Al servizio Davide Monici. Autoconclusione di 14-23. Lombardi. Ventiquattro 14. Che concluse il computo generale 2-0 per questo seguito si procede al cambio di tempo per la disputa della terza stazione di gioco.
Comunicata a questo punto per la continuazione delle leggi che hanno messo la statura a favore del Cazzaro di ricordo per l'effetto di due parziali di Sassuolo 25-21, 25-15, il turno in partita Pietro Scozzoli.
Lucini. Nicola Ballerini. Alla battuta di Toccarti. Ora linea battuta, Rai 4. Lombardi 5-4. Si riesce a dirsi lo statuto per il Kazakh. Spagnolo alla battuta.
Entra con il numero 8, Michele Mazzatti, invece il numero 6, Lilian Maravelli. Alla battuta Mazzatti.
dell'equipa femminile in questa terza funzione. Ricordo che tutti i conti generali abbiamo stato per 2-0. Ripresa di formazione in campo Angelo Pucci e capitano nella formazione dell'Inizio. Al servizio Angelo Bonucci.
Nicola Ballarini. Un gioco di ponte è sottofacile, formazioni di questa terza stazione spettacolare qui a Pallacanestro di tutto, ma ne risulta qualche video Scavelli. Alla battuta Mattia Cespogli. Oh, da Camilloni che fa informazione. A minimale da vedere la informazione. I piccoli. I piccoli. Va di serie posizioni. Dopo l'ennesima revisione di formazione di tempo di chiesa dalla Campagna si trova in paese senza fondo, la Mattia Cespogli nella battuta. Basta pagare con gli arbitri. Il valore ruoli quindi tutto alla precisione della 17 pari. Quindi non lo fare di 17 statuto. Spagnolo. Si combatte nel muro.
Michele Manzati. Ed entra come numero 2 Corazzoni Online Mattiuta.
di prendere in conto la servizio. E dopo magico di Nicola Padarelli 1-0 nel 24-7. Pietro Scozzoni a servizio 2-0. Si avvia una battuta possibile. Alla battuta Cristiano De Agostini. Al servizio Nicola Padarelli. Schierato di Scapelli.
Mattia Cesponi 5. Vai servizio, Mattia Cesponi. Statuto del servizio. Riprende il gioco con Davide Montolisi al servizio per Cavaglioni.
Il turno di battuta di Michele Mazzati. Esce Palocini, Tomassoni. Cambio Cazzago esce con il numero 1 Riccardi. Ed entra con il numero 12 Silvi per Cazzago. Consegna alla battuta.
rientra con 1-1 per Franco Roccardi, e invece il numero 11 di Silvi. Riprende il gioco con Tomasoni per Cazzaro al servizio. Per il 19 a 14, campione tra i due registi e con la Mandarini
Enigma Nicola Camino Mora in battuta. Non è chiaro. Riprende il mondo, Mattia Cestoni, Giuseppe Galeno, 4-6.
Cambio quest'anno, mettiamo avanti con loro amici. Ed in parte l'evoluzione quindi alla vista della quinta passione
sottolineare un po' per l'inizio del quinto di tipo la velocità di stasera voi avete generalmente insegnati per esempio 25 lettori di 15 parità raggiunta il 7 25 21 25 16 quindi si parte adesso inizio di Pietro Sforzoni per Cavalieri.
Richiesta di informazione che è stata lanciata dal capitano di casa Davide Monesi. Partendo appunto dal giudizio conseguito negli anni 4-7 in virtù del 25-21, 25-15 totalizzata da Cazzaro, il PP27 accorcia le distanze su 25-21 Cavalione e quindi apporta su 15 assistiti fino alla media breve che abbiamo fin qui assistito. E delle posizioni che prendono posso sapere di Gamo, il cambio tempo 8-4-5-7. Di Cazzaro 5-8.
Intervento strutturale per migliorare l'asticella in questo momento. Di prendere il giusto, non viene fatti. Come io ho il capello rosso la mattina di Cazzaro, quindi un punto in più alla formazione di casa. Ma io ho fatto un richiesto da Giorgio Fatti nel 22 d'arrivo,
di genere sicuramente più prestazioni, di innovazione e appunto la formazione di Cazzaro è nulla mette a servizio con il numero 3 Scavelli. Grande applauso a Cavaglione che ha cantato per la grande per la squadra il parziale 25-21, 25-7, con il Cavaglione che chiude più 7, con il risultato di 15-7. Vi ricordo i prossimi appuntamenti per quanto riguarda Volley Cavaglione che sarà impegnata sabato prossimo 11 dicembre alle ore 20 in un derby importantissimo sul campo di Dual Casella. La giornata successiva, sempre sabato 18 dicembre, la formazione di Cavaglione si recherà in duelli con Viola di Trento per affrontare i Raiders e il ritorno qui sul campo amico sarà nel nuovo anno, l'8 gennaio, sempre sabato alle ore 20:30 si ritorna a giocare nell'orario canonico. L'incontro in esame Cavaglione contro la classifica di Campiano Mantova, quindi lavorando che una buona serata ringraziando della loro partecipazione, l'appuntamento è fissato al prossimo incontro per sostenere sempre più numerosi le sorti di Volley Veneto Cavaglione e la parte di tutto lo Stato con la Cavaglione che si trovano a tutti i giorni. Ciao, buonasera! Viene